Adesso possiamo dare il saluto del professor Lilliu, che non è presente, lo dirà lui perché c'è un impegno internazionale ad Ascoli Piceno, e mi sembra che nell'annunciarlo facciamo cosa gradita, perché credo che il professor Lilliu un po' ci si riconosca tutti nel suo messaggio. L'occasione poi di salutare in sala la professoressa Anna Corsi del gruppo 178 di Amnesty International, l'ingegner composto Sebastiano, segretario nazionale di Sardinia Nazione, e Sandra Giovannino, segretario provinciale di Nuoro, e soprattutto l'onorevole Mario Melis, mi sono dimenticato prima, che è una parte della nostra storia. Io mi scuso con questo toppo del Nuoro, perché grazie a partire ad Ascoli. E se noi vita questo convegno, è pizzo di costruzioni tunte a Bovida, in tutta Europa, e sarebbe per questionare questi crasi meglio lì, è una cosa internazionale, a pizzo dei nuraggi, a pizzo dei sturzi dei Sagorsi, a pizzo dei straios delle Baleari. Quindi è sempre la Sardegna che presento, e Sardegna sempre che presento in un burro. E Tasapannai è abbastanza interessante che questa sia bene, questa lei ha pizzo questa lingua e questa cultura sarda. La Sagaglia riconosce che questa lingua e questa cultura sarda e questa lingua in modo particolare che si identifica con il popolo sardo sul fondamento della sua autonomia, e quindi già questo che è importante. Altre cose importanti sono questo che questa lingua si può intendere sì uno sviluppo della cultura della Sardegna, e di una Sardegna poi che più cresce, ha più della cultura sì, ha più dell'economia e tutti gli altri fattori, ma tenendo presente proprio questa importanza della identità. Un'identità non archeologica, ma un'identità di Noah, possa fare su popolo sardo tempi di confrontare, si deve diventare più forte, poi si può confrontare con questa Europa, in che ci sono intrausi. Noi che mi piace a me da questa Europa che ci sono intrausi, perché fate Europa dei sudinai, l'Europa dei banchieri, ma è già anche una cosa. Speriamo che si possa rimediare e che sia l'Europa dell'anima, l'Europa delle culture differenti, dei popoli differenti, in una Europa, in un'unione che sia federale. E questo è meda importante. Non c'è tanti problemi, il problema primo è che noi tento tutto questo che noi vogliamo ottenere di questa lingua e questa cultura, specialmente in questa scuola. Perché questa scuola sì, sono da fare queste sperimentazioni in lingua, e già è un passo innanzi, ma questo non basta. Noi vogliamo che si potesse insegnare in questa scuola in tutto grado su materie, geografia, storia, economia, antropologia, archeologia, tutto quanto, ma insegnare pure in lingua italiana e in lingua sarda. Questo che io sto attento è fatti sperimentazioni per studiare questa lingua sarda, e questo non è tanto lingua ma è tanti linguisti, ma andiamo sempre. Proprio è già una cosa che si è attento. E lei si donano regole, paperi che legittimano l'uso della lingua sarda, nella scuola, negli uffici,
in questa regione, in queste province, in comuni, eccetera, ma se lei non basta. Se lei tocca ad applicare e bisogna da lavorare tutto su, impari questa società civile, tenendo una coscienza forte di questa identità nuova adesso che le devo questionare. Ecco, questo volonai auguro a questa tutto questo letterni, adesso un principio e tutto questo dopo si tocca da fare in tante parti della Sardegna. Si saluta a tutti e tenesi a conto, tutti i congrestistas. E abbiamo salute.